Al centro della Sicilia, ai confini tra il Valdemone e il Val di Noto, il territorio nisseno è uno dei più ricchi di suggestioni e storia di tutta l'isola. Da qui passarono Normanni, Svevi e Angioini, anche se agli albori della civiltà furono prima i Sicani e poi i Greci ad abitare queste terre. Di tutti è rimasta traccia. È evidente nelle mura dei castelli che punteggiano il panorama. Non v'è luogo vagamente sopraelevato che non ne ospiti uno. A Mussomeli il primato del più grande, edificato nel tardo Medioevo da Manfredi III di Chiaramonte. Alla fine dell'estate è teatro di una rievocazione in costume che coinvolge tutto il paese ed attrae i turisti che all'ombra del cortile interno del maniero assistono allo spettacolo dei mangiatori di fuoco che si alternano alle danze medievali. Più a sud, a Mazzarino, il castello è detto Ucannuni. Dall'antica piazza d'armi, risalendo il perimetro delle mura, potrete ammirare le cupole di questo che fu definito perla del barocco. Ogni chiesa è uno scrigno di incommensurabili tesori, stucchi, dipinti, altari intarsiati e persino lampadari in murano. Intorno, una terra ricca di campi arati e alberi d'olivo, vigne e frutteti. Ma è sotto le colline che per quasi un secolo si concentrò la ricchezza di queste zone. Sì, perché tutto il comprensorio di Caltanissetta fu un enorme bacino per l'estrazione dello zolfo e le solfare sono parte integrante della storia di generazioni di abitanti di tutti i paesi della provincia. A ricordare la fatica ed il sudore vi è più di un museo. A Montedoro, uno dei più completi, con la ricostruzione della vita in paese e nelle miniere, in 4 plastici molto realistici realizzati da Roberto Vanadia. Nello stesso sito è possibile ammirare le stelle con uno dei più grandi telescopi d'Italia e riconoscerle grazie al planetario annesso. Tuttavia, una precisa ricostruzione delle miniere è visibile nel modellino perfettamente funzionante ospitato nel Museo Sebastiano Mottura di Caltanissetta, dove, oltre ad una splendida galleria fotografica, potrete ammirare una collezione completa di minerali e persino un meteorite. Dell'archeologia industriale della prima metà del secolo scorso restano muti testimoni nei pressi di Sommatino le torri d'estrazione e i nastri che portavano lo zolfo verso la ferrovia. In paese oggi si vive d'altro. Agricoltura e artigianato innanzitutto, con una grande attenzione a non dimenticare le tradizioni. E così al turista è offerto tutto un borgo che riproduce la vita di una volta, dal bucato all'aria aperta, al ricamo delle donne e poi, giusto per un assaggio, ricotta fresca e pane di casa. Qui le confraternite si danno un gran da fare e per Pasqua coinvolgono soprattutto i giovani nella rievocazione della passione di Gesù. Più curioso ed esclusivo del luogo, il rito del Tuppi Tuppi, che rievoca il passaggio in Egitto della Sacra Famiglia. Siamo poveri pellegrini, che cerchiamo un alloggio qui stanotte. E te venne che non c'è posto. Scuotetevi gente senza coscienza e che ancora resistete. Rapita sta Sacra Famiglia. Se volete tornare ancora più indietro nel tempo, in età neolitica, a Milena, più a nord di Sommatino, sono visibili all'interno di una pineta delle tombe scavate nella roccia calcarea. Il loro contenuto e molto altro rinvenuto nella zona è visibile nel museo dedicato all'archeologo Arturo Petix.
Il paese, invece, è frazionato in 13 piccoli siti, detti robbe. La più grande ospita una fedele ricostruzione della vita dei contadini che vivevano qui. Arredi, suppellettili, arnesi da lavoro e telai per tessere, tutto riporta all'iconografia che nel XVIII secolo qui fu la quotidianità. Si conserva ancora anche il cibo consumato nei campi, l'imbriulata, un gustoso pasticcio di patate, maiale tritato, cipolle e olive, avvolto in una fragrante sfoglia. Se dopo il salato volete gustare un dolce tipico di queste terre, è d'obbligo assaggiare le cudduredde, un prodotto esclusivo di Delia. Sono biscotti a forma di corona, confezionati con farina, mosto cotto, mandorle, cannella e buccia di limone, famosi in tutto il mondo ed apprezzati soprattutto in Oriente. Ma anche a Caltanissetta potrete assaporare dei dolci particolari. Il più noto è il rollò con pan di Spagna al cioccolato e ricca farcitura di ricotta. Ma poiché le mandorle sono un prodotto pregiato del territorio, non potrete esimervi dall'apprezzare i torroni, una vera specialità. Nel capoluogo di provincia va assolutamente visitato il Palazzo Moncada, che ospita il museo intitolato a Michele Tripisciano, poliedrico scultore che volle donare alla sua città 71 opere che completano queste linde sale. Il palazzo nasconde anche un piccolo segreto. Al piano terra, all'interno di un sontuoso teatro, è visibile l'originaria facciata edificata nel 1600. Fu tra il 1400 ed il 1600, appunto, che furono costruite le più belle chiese del comprensorio. A Campofranco, ad ovest di Caltanissetta, nella chiesa di Santa Maria dell'Itria, a vegliare sui fedeli è San Calogero, che sfoggia un bastone in argento. In luglio, in occasione della festa del patrono, rivive, grazie all'impegno della Proloco, la Gran Festa del Pane, che celebra la fine della mietitura. A pochi chilometri da Campofranco, viaggiando verso est, incontriamo Serra di Falco, un altro borgo minerario ormai traghettato nel XXI secolo, che ai minatori ha dedicato uno splendido bronzo. Qui si estraeva il salgemma, come ricorda questa grande montagna di sale. Ma questo non è l'unico monumento in paese. Primi in Europa nel 2004, gli abitanti di Serra di Falco vollero ricordare le vittime dell'11 settembre 2001 e dell'eccidio di Nassiria con questa scultura di Oscar Carnicelli. Antico e moderno si fondano in questi luoghi con sorprendente facilità. Sorso d'acqua limpida dalla fontana dei Tre Cannoni ed eccoci a Villalba, piccolo borgo di insospettabile bellezza. Qui, ad agosto, si svolge una sagra tutta dedicata ai prodotti della terra, pomodoro e lenticchia. Più a sud, a Sutera, il monte San Paolino domina il paese. In cima sorge dal 1374, quando fu costruito per volontà di Giovanni III di Chiaramonte, il santuario di San Paolino, affiancato nel Settecento dal piccolo monastero dei Padri Filippini.
Nelle viuzze del centro storico farete un viaggio nel tempo e ne rimarrete affascinati, proprio come al cospetto delle tante chiese, tutte edificate intorno al XIV secolo. Ancora qualche chilometro in direzione est e siamo a Marianopoli, spalmato sulle pendici di una piccola collina. Qui la chiesa madre è intitolata a San Prospero, ma il paese vanta anche una medaglia d'oro al valor militare, attribuita al carabiniere Emanuele Messineo, cui è dedicato questo bronzo. Un altro illustre cittadino, lo scultore Riccardo Lo Iacono, è l'autore di 14 grandi pannelli in terracotta che accompagnano l'ascesa al Calvario. E la Pasqua è ancora la protagonista dell'evento più importante di Caltanissetta, dove il Giovedì Santo si svolge la suggestiva processione delle Vare. 16 grandi ricostruzioni delle stazioni della Via Crucis si radunano intorno alla Fontana del Tritone a Piazza Garibaldi. Ognuna è frutto del lavoro meticoloso di una confraternita e tutte, nella mattina dello stesso giorno, vengono esposte in miniatura, sono le cosiddette varicelle, nell'atrio del Palazzo Comunale. Poi, all'imbrunire, terminati i riti sotto le volte affrescate da Guglielmo Borremans, le Vare si offrono ai numerosissimi turisti che arrivano da tutto il mondo per ammirarle, fotografarle e copiarle. Termina in gloria questa giornata di devozione con uno splendido spettacolo pirotecnico i cui riflessi sulle marmoree facciate incantano lo spettatore. È un vero peccato perdere questi momenti, questi paesaggi e questi colori. Queste terre vi accoglieranno sempre con un sorriso. Non mancate di visitarle. Buon viaggio!